Donne Padane. Radio Padania Libera, diamo subito la parola ad Antonia Bertocchi. Fra una decina di minuti apriremo anche le linee telefoniche allo 02 66 20 35 29. Benvenuta Antonia. Grazie per l'ospitalità e cari amici, buongiorno e buona Padania a tutti. Oggi riprendiamo il discorso sul valore delle nostre tradizioni lingue locali, con approfondire i significati del personaggio evocato nella ballata di Martino e Marianna, El Bis. Vi ricordate l'interiezione continuamente ripetuta da entrambi i coniugi nei più diversi contesti espressivi ed emozionali? Sangue de bis, corpo de bis. Potete riascoltare la trasmissione del 24 agosto su YouTube. Allora, chi era questo bis? E perché veniva continuamente evocato il suo corpo e il suo sangue? Per impostare correttamente il problema, partiamo da un'espressione popolare che ha attirato l'attenzione di diversi studiosi. Si tratta di candela biscia scudelera, dove la protagonista è una biscia. L'aggettivo scudelera viene generalmente interpretato come la biscia a forma di scodella, ovvero la tartaruga. Secondo ricerche filologiche dello storico Alquati, candela biscia si riferirebbe agli esattori delle tasse dei Visconti, i Visconti essendo la biscia e i cani di esattori, perché pare che i Visconti punissero con multe salate le esclamazioni offensive al proprio casato, compreso il can della biscia, che sarà sfuggito sicuramente a più di un cremonese. Poi per la spiegazione però c'è anche il problema di perché è scudelera, insomma. E allora dice che secondo loro servirebbe a mimetizzare l'offesa, un po' come le nostre bestemmie epurate del tipico porco qua, porco là, zio cane, eccetera. Ma personalmente ritengo che l'aggiunta di scudelera si riferisca al fatto che il cane caccia le tartarughe, cosa notissima ai proprietari di giardini che tengono in giardino una tartaruga e anche magari un cane, e lì ci sono su internet tutte le parole chiave, tutti i disastri che fanno i cani, andando a scovare e a fare scempio di tartarughe. Ecco che diventa per me spiegabile. Finalmente posso spiegarmi l'espressione di mia nonna quando, vedendo le nostre birichinate di bambini, e poi sarà successo anche a voi da piccolo, ci redarguiva scherzosamente esclamando candela biscia scudelera, a significare siete furbi, e evidentemente siete furbi come cani che cacciano tartarughe. Fin dall'antichità la tartaruga ha sempre avuto un posto d'onore nella tradizione culturale e religiosa di molti popoli, tra i quali era ritenuto un animale magico e sacro e un archetipo di saggezza e immortalità. C'è una dualità serpente-tartaruga, ecco perché è entrata in gioco la tartaruga, perché c'è una dualità serpente-tartaruga molto ricorrente che ha un grande valore simbolico. Ad esempio nell'antichità europea, a causa delle sue numerose uova, la tartaruga veniva considerata il simbolo della fertilità per il suo contegno silenzioso, simbolo dell'amore pudico, poi di longevità, quindi ne faccia la quintessenza della vitalità. E poi c'è anche il serpente, la sua vitalità lunga perché si rigenera cambiando pelle, no? Era anche il simbolo dell'attaccamento alla terra. Inoltre col suo guscio si poteva fabbricare uno strumento musicale a 7 corde. Nell'inno omerico di Hermes si canta l'invenzione della lira da parte del dio, che precocissimo neonato ha dato le corde al carapace di una tartaruga per utilizzarlo come cassa di risonanza, donandolo poi ad Apollo. La funzione protettrice del suo guscio era già nota nei riti magici dell'antichità come difesa dalla grandine e dagli incantesimi, ma esiste ancora in Egitto questo tipo di lira così rudimentale ma così ottimo, diciamo, dal punto di vista organologico. Secondo un'antica credenza delle popolazioni beduine, il carapace delle testuggini legato sull'ingresso delle loro tende ha il potere di respingere i jinn maligni. Ecco perché sono partite, perché si parla di jinn, e vedremo. Il guscio vuoto, per avere valenze di amuleto, deve essere rinvenuto casualmente tra le sabbie del deserto e non provenire da un esemplare ucciso intenzionalmente, e questo dice lunga sulle ascendenze totemiche di questo animale. Notiamo intanto che jinn ha la stessa radice di genio, e come entriamo prima nell'etimologia di bis, che è di tipo onomatopeico, vuol dire che il suono della parola imita il suono dell'oggetto che indica. Ora, le parole di tipo onomatopeico sono quelle primordiali e sono comuni praticamente a tutte le lingue. Nel lessico zoologico popolare della provincia di Cremona, dialettale etimologico, curato da Valerio Ferrari, si legge che abbiamo biscia scudelera, testuggine di palude
ed è la suggestiva denominazione dell'unica testuggine d'acqua dolce autoctona delle nostre regioni padane. Quindi ancora presente nella provincia di Cremona in piccole popolazioni e speriamo che non sia via di estinzione. Ecco, vedete, mettiamo insieme scienze naturali, scienze umane, qui sarebbe anche il caso di vedere se questa tartaruga, così importante per noi, esiste ancora, magari mai protesa. E vediamo allora serpente, strisciare, scivolare, sussurrare. Ecco, dicevo sono le più antiche queste parole primordiali, per esempio non so, in ebraico c'è nas, però c'è dentro S anche lì. Se andate a vedere tutte le parole che indicano il bis, il serpente nelle varie lingue, molto probabilmente, è altamente probabile che contengano questa S. In italiano il pronome di terza persona femminile è ancora essa, e si ode il sibilo del serpente benefico della bissa o bessa, che nei dialetti padani deriva da radici camito-semitiche che significano donna. Donna, Isha, anche in ebraico, da cui Elissa, Elisa, Alisha, nome punico di Didone, Elissa. E quindi in ebraico abbiamo uomo marito, Ish, donna moglie, Isha. Che il nome della donna e quello del serpente suonino allo stesso modo non è casuale. Alla storia delle comparate delle religioni è ben noto lo stretto rapporto che unisce la donna al serpente buono, tanto che Salomon Reinach riferisce la tradizione rabbinica secondo la quale le donne avevano ereditato le mestruazioni dalla loro progenitrice, quando costei ebbe rapporti col serpente dell'Eden. Ovviamente poi la cosa è stata letta come impurità, mentre in ambito matricentrico e matriarcale era letta come cosa estremamente sacra e importante. Quindi le valenze falliche, sia falliche che molevoli del bis, il serpente buono, non velenoso, hanno ispirato innumerevoli sistemi magico-religiosi presso le culture indigene, folcloriche e classiche. Ed è proprio per questo grande valore antropologico che nella Bibbia la donna e il serpente sono stati demonizzati, colpevolizzando la donna e distorcendo in senso tragico degli innocui racconti popolari, antichissimi, molto ancora precedenti, e facendo un pastrocchio di dogmi sul peccato originale che ancora affligge la cultura maschilista e al quale il Papa sta tentando di porre rimedio a diverse cose tragiche che stanno dentro la dottrina e il magisterio, e quindi ultimamente ha sentenziato che la donna non è tentatrice, facendo uno sforzo veramente titanico nel concentrare in 5 parole dei concetti che dovrebbero capovolgere questa visione demonizzante della donna. Ovviamente noi siamo contenti che si possa assistere a queste svolte da parte della Chiesa, però teniamo presente che se non ci fosse stato la rivoluzione laica che dà la libertà a tutti di pensare e che ha tolto i tribunali dell'Inquisizione, a questo punto non so, il Papa o chi dice queste cose, che rischi poteva correre. Ma noi siamo ben contenti perché tutto ciò che serve a correggere gli errori va accettato e incoraggiato. Si tratta poi di sviluppare queste 5 parole in modo che ci siano dei contenuti che veramente efficaci. Ecco, ma anche gli indoeuropei patriarcali, tutti i patriarcali, che invasero la Grecia, lottarono contro i culti ofidici, distruggendo i santuari in cui venivano celebrati questi riti, nel contesto di culture di tipo matricentrico e matriarcale. Poi se volete vi spiego la differenza. Infatti Apollo Pizio con la sua freccia trafisse il serpente Pitone, il quale secondo Eliano custodiva il tempio di Delfo. Ora le fonti più antiche, come gli inni omerici d'Apollo, ma anche alcune raffigurazioni artistiche, citano anche un serpente femminile, Dracaina Delfine, custode dell'oracolo, dal cui nome sarebbe derivato il toponimo Delfo. Carlo Chiarini lo interpreta come una sovrapposizione del mitema del racconto popolare apollineo su quello precedente. Sono tante versioni di queste cose. Si è trasformata, quindi la dragonessa nemica si è trasformata in serpente apollineo, e Apizia, la sacerdotessa che vaticinava a Delfi, ne ha preso il nome. Molte raffigurazioni mostrano il serpente Pitone convivere pacificamente accanto ad Apollo, entrambi a guardia dell'Onfalos. Qui evidentemente non è stato possibile, nonostante tutti i tentativi di distruggere il culto ofidico, qui evidentemente si è dovuti arrivare ad un compromesso storico o preistorico, perché c'è stata una etnoresistenza di questa pratica divinatoria femminile che noi sappiamo percorre tutta poi la civiltà classica.
e quindi si è arrivati a questo compromesso e quando gli fa comodo arrivano al compromesso. Ma oggi stiamo assistendo ad un revival di questa sensibilità sacrale verso il legame tra donne e serpente, stiamo assistendo alla ripresa di riti ofilici gestiti da donne e in proposito vi segnalo che l'associazione Laimon, un'associazione molto seria dove si studia la Gimbuta, si fanno congressi proprio sul potere matriarcale, eccetera, ha indetto un seminario durante il quale celebrare questo animale sacro, viaggiare con il tamburo per portarlo nelle nostre vite, imparare ad aprirci all'arte della comprensione di cui è veicolo. I partecipanti sono invitati a portare un tamburo comodo da suonare in piedi oppure anche un suonaglio, e lo strumento deve essere proprio e non prestato, proprio per fare corpo unico con l'inizianda. Il seminario si intitola Serpentesse e Pitonesse, il frutto nutriente della conoscenza, e si svolge sabato 10 ottobre, se qualcuno interessa fa ancora in tempo, in quel di Torino, nella sala polivalente di Villa Collegno. Sin dai primordi, dice, la conoscenza sciamanica femminile è intimamente connessa con la potenza ofilica e prima di essere bollate come l'incarnazione del male dalla cultura patriarcale, le serpi erano le protettrici della casa, nutrite e custodite dalle donne antico-europee sotto il pavimento o liberamente allevate nei giardini sacri. Pratiche magico-religiose che hanno dato origine al culto romano del genius loci. E cominciamo col genius, col gin, raffigurato spesso come un serpente per i suoi aspetti sacrali legati alla nascita e alla longevità. Per i romani il genius loci era quindi la divinità protettrice di un luogo. E la parola genius deriva dal verbo latino ginere, che significa generare, creare, ma generare, creare connesso alla fecondità della donna, della femmina, perché ginecologia, ginecocrazia, gineceo, però è lì che l'origine della creazione della vita, nella donna. Gin, e c'è la radice gin. Allora vuol dire che quei gin del deserto che sono stati descritti come malefici in alcune tradizioni, in realtà in origine erano potenze femminili benefiche, insomma, ecco. E per quanto riguarda il folklore, la Gimbutas ha riferito di numerosi culti del serpente buono, custode del focolare in Lituania e in Europa settentrionale, che presentano affinità con la festa dei serpari a Cocullo, perché vedete, c'è chi pensa, magari qualcuno dice che schifo il serpente, però c'è chi invece, vivendo intimamente, in modo sacrale, questa intimità, è felicissimo di questo rito e ci trova una soddisfazione psicologica particolare. Io ho assistito a interviste di questi partecipanti al rito dei serpari di Cocullo, i quali tutti commossi spiegano il loro entusiasmo per questa cosa, no? Perché la festa si svolge il 1° maggio in onore di San Domenico Abate, patrono di Cocullo e Villa Lago, però ha riconduzioni pagane e residui dell'antico culto della dea Angizia, una divinità adorata dai Marsi e dai Peligni, millenaria, e da altri popoli, associata al culto dei serpenti da migliaia di anni. E la prima fase consiste nella cattura dei serpenti, non velenosi ovviamente, quando inizia a sciogliersi la neve, da persone esperte che sono i serpari. E questi osservano le stesse tecniche degli tempi antichi, solo che invece di metterli in recipienti di terracotta, li mettono in cassette di legno. Poi c'è la parte centrale, quella appunto della processione del santo, con tutte le serpi vive avvolte intorno, e anche la gente si fa contaminare, diciamo, tra virgolette. Invece è un rapporto intimamente sacrale, anche se magari non è vissuto come tale, è vissuto più come festa laica, ma in realtà è un antico rapporto sacrale, per quello commuove. E quindi poi i rettili vengono riportati nel loro habitat naturale dai serpari stessi. Un'altra importante traccia folclorica italica è quella della mamma draga, mamma serpente della favolistica siciliana, la quale ha ascendenze di pitonesse di maga iniziatica. Se noi scorriamo l'ampia raccolta di racconti intorno alla mamma draga, vediamo che alcuni parlano di questa mamma draga in un modo che fa chiaramente capire come si trattasse di una maga iniziatica, ma ce ne sono altri in cui invece ha aspetti negativi, di spauracchio per bambini, per quel capovolgimento che vi dicevo al quale continuamente assistiamo. Noi possiamo datare, sapendo che c'è stato un passaggio dal potere matriarcale al patriarcale, possiamo dire che quelli con l'ascendenza iniziatica, quelli sono i più antichi. Poi sono venuti gli altri, ma sono tutti molto interessanti, anche perché è vero, tutte queste cose risalgono ovviamente a quelli più antichi, alla caccia raccolta, il paleolitico. Ecco, poi è stata degradata la mamma draga, evidentemente, a spauracchio per bambini, procedimento che è avvenuto anche in antica Grecia.
con la degradazione a spauracchio di bambini per divinità come la Mia, Baobò, Morbò, Carcò e persino Gorgò, tutte che noi riuniamo tutte sotto il Babau. E vi annuncio che prossimamente io andrò a sviscerare questo mistero del Babau. Che cos'è questo Babau? Ecco, ma allora vediamo che era questo misterio bis, perché venivano continuamente evocati il suo corpo e il suo sangue. Era il serpente buono, fecondo, portatore di fortuna, che veniva invocato e celebrato nei riti propiziatori della fecondità propri delle culture matricentriche e matriarcali. Nel nostro caso entrambi i coniugi lo evocano insistentemente per essere magicamente aiutati nel ritrovare la forza della sintonia emotiva e sessuale che stava per essere infranta dalla trasgressione del marito. E qui entrambi seguendo però la sceneggiatura dello scambio ritualizzato di invettive, collaborano entrambi al successo della riconciliazione finale, che infatti avviene, vi ricordate, femme un ballet, e così salvare la pace domestica a vantaggio soprattutto dei bambini, perché la cura la differenza fondamentale tra le culture arcaiche di tradizione popolare e la nostra è che i genitori sono addestrati a saper fare dei sacrifici, sacrificare l'orgoglio, sacrificare il narcisismo, soprattutto psicologici, a vantaggio della pace domestica dei bambini, che devono crescere il più possibilmente sereni. E quindi a proposito di questo, ricordo che in questo periodo i difensori della famiglia naturale contro le intrusioni della teoria gender, contro la quale mi sono battuta io in tante trasmissioni, anch'io, nella scuola c'è questa teoria che sta invadendo tutto, sentite ora come la spiega bene anche Sammy Varin, le porcherie che vengono istituzionalizzate, e quindi vengono organizzate manifestazioni e convegni ai quali siete tutti invitati, che hanno un aspetto di eroismo, perché sanno quelli che lo organizzano che vanno incontro poi anche addirittura ad aggressioni fisiche. Quindi per iniziativa soprattutto di Giampiero Bonfanti e Anna Maria Pacchiotti, che sono spesso ricordati da Sammy Varin, e poi c'è anche un importante congresso che sta organizzando la Regione Lombardia proprio per proporre di contrastare ufficialmente la teoria gender nelle scuole, perché lasciata alla spontaneità dei genitori che hanno tante cose da fare si rischia che quella va avanti lo stesso far danni e non si può, continua a dilagare e non si riesce a porre rimedio. E da parte mia ho dato diversi contributi con un ciclo di trasmissioni RPL su YouTube, due delle quali le potete trovare anche pubblicate sul nostro notiziario, perché molti non hanno ancora accesso a internet, e quindi sul numero 28 ci sono le questioni di gender. Ho ricapitolato le questioni di gender sul numero 28 del luglio 2014 e sull'importanza dell'introduzione nella scuola dell'educazione sessuale sul numero 29 del dicembre 2014, e le mie posizioni sulla necessità di un'educazione sessuale, scientifica e istituzionalizzata sono in sintonia le mie posizioni con quelle di Anna Oliverio Ferraris, psicologa e psicoterapeuta che dirige la rivista degli psicologi italiani Psicologia Contemporanea, e sostiene l'importanza dell'educazione sessuale nelle scuole sia sui media che con le sue pubblicazioni e con la sua pagina Facebook, di cui ho posto un richiamo nella pagina del femminismo antropologico, di cui so che siete fedeli frequentatori, cosa di cui vi ringrazio. Non so, si possono aprire le linee eventualmente, ecco. Quanto tempo mi rimane? Pronto? Signora, abbiamo ancora 8 minuti precisi e poi c'è la pubblicità. Ah, benissimo. Ecco, qui io faccio questi interventi che parlano di cose che sembrano stupidaggini, e per far vedere invece la loro importanza antropologica, perché occorre riconoscere il debito verso le culture femminili, matriarcali e matricentriche, che sono state troppo frettolosamente liquidate, emarginate, distrutte dalla società patriarcale. Adesso però c'è un campo di studi nuovo, ho citato l'associazione Laima, ma ce ne sono tante altre, che sulla base di poderosi studi scientifici, di libri, studi della Gimbustas e di tanti altri studiosi hanno cominciato a vedere che le cose non sono andate come ci racconta la cultura patriarcale, sono andate ben diversamente. E mentre prima non c'erano strumenti, perché quando si parlava di preistoria sembrava che si parlasse del buio pesto nel quale non si vede nulla, adesso invece abbiamo una serie di strumenti di tutti i tipi, da quelli dell'archeologia contemporanea, la nuova archeologia,
l'antropologia, l'etnologia, il folklore. Abbiamo strumenti che ci permettono di salire molto indietro nel tempo, e sappiamo anche che la specie umana non ha 4.000 anni di storia, ma ne ha quasi 200.000, quindi si può risalire e vedere le stratificazioni, si possono vedere. Visto che c'è un po' di tempo, mi permetto di chiarire, perché io parlo molto spesso di culture matricentriche e culture matriarcali. Ancora oggi ci sono molte studiose che usano questi termini come sinonimi e non sanno bene destreggiarsi, perché sono un po' digiune di biologia evoluzionistica, cioè teniamo presente che questi studi, quelli accademici, quelli che sono famosi, eccetera, partono sempre da un'impostazione tipo letterario-filosofico, mentre il mio è un approccio che tiene dentro anche le scienze naturali e la biologia, e quindi riesco meglio a distinguere, a classificare. Allora, le culture matricentriche sono quelle dove c'era il potere femminile, ma risalgono alla caccia-raccolta. La caccia-raccolta vuol dire appunto che va da circa 10.000 anni fa fino all'infinito, fino a quando è nata la specie umana, possiamo collocarla sui 150.000, ecco. E lì è tutta caccia-raccolta. In tutto questo periodo è stato riconosciuto un potere alle donne, le quali hanno approfittato delle loro conoscenze scientifiche che le hanno acquisite prima degli uomini, perché hanno controllato la sintonia del ciclo mestruale con i cicli lunari, quindi avevano conoscenze astronomiche, biologiche. Io ho fatto l'elenco che come nella preistoria le donne fossero molto colte, e poi si sta scoprendo che i famosi graffiti paleolitici sono stati molto probabilmente dipinti dalle donne, per i riti di iniziazione che loro organizzavano. E allora matricentrica, cultura matricentrica sono queste di caccia-raccolta, che però arrivano anche all'età contemporanea presso quelle etnie di interesse etnologico che per loro fortuna non sono ancora state devastate dalla nostra cultura, e allora resiste questo potere matricentrico. Lì non so se sono i Sembla, ce ne sono altri, ne sono state calcolate decine, studiate decine, e ci sono ancora oggi, e tentano di difendersi e di lasciare alla donna molti poteri sociali e culturali, perché sono culture molto sagge, dove vedono che la conduzione del potere da parte delle donne è molto produttiva sul piano della vivibilità sociale, sul piano della relazionalità ecologica. Quindi il potere matricentrico risale alla più antica preistoria e attraversa anche la nostra età contemporanea, laddove ha resistito la caccia-raccolta. Poi, pronto? Benissimo. Poi è successo che non in tutti i posti contemporaneamente, facciamo un ente locale sul Mediterraneo, nell'età del bronzo è cominciata l'invasione di popoli patriarcali, sia semiti che indoeuropei. I semiti hanno occupato il Medio Oriente, gli indoeuropei sono calati dall'Europa centrale fino alla Grecia e tutto il resto, e hanno occupato un po' tutto, e hanno continuato a distruggere queste culture precedenti, perché gli schemi culturali patriarcali si basavano su idee completamente opposte a quelle matricentriche, cioè divisione in classi della società, schiavismo, guerre di conquista per rapinare altri popoli, rapinarli, portargli via le cose, il concetto di sterminio di massa, portavano queste cose qua che erano totalmente estranee alle idee matricentriche. C'è stata una fase matriarcale. Sì, ecco, di questo, della fase matriarcale, magari partiamo la prossima volta, quando parlerò del Babao. Va bene, vi ringrazio molto di avermi ascoltato. Padania libera sempre, e alla prossima, Grazie, Avete ascoltato Donne Padane. Padania libera.